Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di oggi. Lampedusa ancora alta la tensione, doppia protesta sin da stamattina dei residenti e dei rifugiati. Attesa per domani la Presidente della Commissione europea von der Leyen con la Premier Meloni. L'arte che unisce, a Lampedusa debutta stasera Il vento del nord, la rassegna di film e cortometraggi ideata da Massimo Ciavarro all'insegna della solidarietà. Tra gli ospiti Beppe Fiorello, commosso e provato per il momento difficile sull'isola. Le discariche abusive invadono le città siciliane. Ditelo al vostro TG, oggi ci porta a Siracusa. Cumuli di rifiuti ingombranti deturpano molte strade della città. Lunghe e interminabili liste di attesa per la sanità pubblica in tutta la Sicilia. C'è chi aspetta anche dal 2020. Covid pronti, tra 2 settimane i vaccini gratis per tutti, consigli dell'infettivologo per la gestione della nuova ondata. Nessun obbligo, ma massima attenzione per i fragili. Il calcio, terza vittoria consecutiva in campionato per il Palermo che batte l'Ascoli fuori casa. Finisce 1-0 grazie al gol di Mancuso al 92esimo, rosanero secondi in classifica. Lampedusa, la tensione rimane alta, i residenti non vogliono tendopoli sull'isola temendo nuovi arrivi di migranti. I rifugiati a loro volta protestano chiedendo di poter lasciare al più presto l'isola. L'Europa finalmente si muove, domani è attesa Ursula von der Leyen insieme alla Premier Meloni e al Presidente Schifani. Ma ricostruiamo le ore difficili sull'isola sin da stamattina con Luca Ciliberti. Esplode la protesta a Lampedusa, un centinaio di residenti sono scesi in piazza insieme al vice sindaco bloccando alcune strade per poi manifestare davanti al comune. La protesta ha raggiunto il culmine quando fra gli isolani si è diffusa la notizia che nell'ex base militare Loran verrà creata una tendopoli con mezzi e attrezzature dell'esercito. La paura, dicono, è che si vogliono prendere l'isola. Vogliamo Lampedusa libera! Vogliamo vivere serenamente di turismo e pesca, punto! Punto! Vogliamo vivere d'altro! Il governo se non è capace di prendere 2 navi, è da 9 mesi che il sindaco lo ripete, 2 navi al largo di Lampedusa in modo tale che arrivano, rimbarcano e partono! L'ipotesi di realizzazione della tendopoli invece è stata esclusa dal prefetto di Agrigento, che ha spiegato che le strutture serviranno per ospitare il personale della polizia a supporto dell'emergenza migranti e attualmente senza ricoveri. La situazione sull'isola resta critica nonostante le rassicurazioni del governo. Nell'hotspot ci sono circa 3.000 migranti, numeri dimezzati rispetto a qualche giorno fa quando le presenze erano arrivate a quasi 7.000. Momenti di tensione anche tra i migranti del centro, dove in centinaia, stanchi di aspettare il loro turno per il trasferimento, hanno iniziato a protestare. Durante uno degli ultimi sbarchi è arrivato anche un neonato morto. La madre aveva partorito durante la traversata a bordo di una carretta del mare sulla quale viaggiava con una quarantina di disperati provenienti dal Nord Africa. Dunque emergenza umanitaria a Lampedusa, ma anche solidarietà e partecipazione tra i protagonisti del Vento del Nord, una rassegna di film e corti ideata da Massimo Ciavarro. Stasera il debutto con il film Stranizza d'amori di Giuseppe Fiorello, commosso e solidale con la gente dell'isola. Vediamo. 2 volti di un'isola, da un lato l'emergenza umanitaria e gli sbarchi, dall'altro il cinema che porta i temi della solidarietà e dell'accoglienza sul grande schermo. 2 volti che in questo momento convivono insieme a Lampedusa, dove si inaugura la 15ª edizione di Il Vento del Nord, rassegna cinematografica ideata da Massimo Ciavarro nel 2008 con la consulenza di Giovanni Spagnoletti e il coordinamento di Laura Delli-Colli. La manifestazione si apre con la proiezione di Stranizza d'amori, esordio nella regia di Giuseppe Fiorello, che abbraccia virtualmente tutte le anime che in questo momento si intrecciano in una terra ospitale e che grida aiuto. Lampedusa, che in questo momento e da troppi anni sappiamo bene cosa è capace di fare e come è capace di accogliere gli esseri umani che stanno cercando una speranza, un sogno, una dignità. Quindi un abbraccio va a tutti gli abitanti di Lampedusa, a Lampedusa tutta. Gianni, piacere. I loro bisogni e i musconi ciabulau. Quella che vedrete stasera è una storia di amore,
anch'essa è una storia di diritti negati. Ci siamo liberamente ispirati a un fatto di cronaca accaduto a Giarre nel 1980. Due ragazzi si volevano bene, si amavano e per questo furono accerchiati dal male e per quell'amore sono morti. Il Vento del Nord andrà avanti per una settimana con film e cortometraggi proiettati in un grande schermo proprio nel porto degli sbarchi. Dopo Stranizza da Muri sarà la volta di Battima, il corto per Emergency che ha vinto il concorso annuale sui temi dell'accoglienza e dell'inclusione diretto da Federico De Mattè. Le discariche abusive accomunano ormai un po' tutte le città siciliane, tantissime le segnalazioni che arrivano alla nostra linea WhatsApp. La rubrica Ditelo al vostro TG oggi ci porta a Siracusa, ecco quello che abbiamo trovato. Francesco Aloi. Rifiuti, rifiuti e ancora rifiuti. Tantissime le segnalazioni che arrivano alla nostra linea WhatsApp da ogni angolo della Sicilia. Qui siamo nella strada pedonale che porta alla Tonnara Santa Panagia, Siracusa. Come si vede c'è una discarica abusiva diffusa. Pezzi di mobili, ma anche scarti edili e ce ne sono tantissimi. Purtroppo tante persone non conoscono le regole della buona civiltà. E appunto per questo si vedono questi scenari degradanti della nostra società. Rifiuti di ogni genere, serrande, materassi, mattonelle, tutto vista mare. Scenario simile a quello di Via Algeri, Mazzarona. Questa volta la discarica è alle spalle di una scuola. Così maestre e alunni dalla finestra possono ammirare il mare ma anche i rifiuti. E si potrebbe tenere anche più pulita, perché siamo noi che la teniamo così. C'è chi fa la fila al centro di raccolta di targa e chi invece preferisce lasciare i rifiuti fuori. Gli operatori ecologici ripuliscono, ma dopo un po' arrivano altri incivili a scaricare. I residenti sono stanchi, servono più telecamere, ci dicono. Ci vorrebbero più controlli e più telecamere. Sicuramente le telecamere già è un valore aggiunto e anche più controlli. Tante telecamere, così almeno vedrebbero chi è che le butta. Segnate in rubrica il 342 745 5005. Quello che non funziona, ditelo al vostro TG. Quando la capacità e l'impegno delle forze dell'ordine, in alcuni casi anche in libertà dal servizio, salvano le persone. A Capaci un carabiniere di passaggio ha rianimato, praticando un massaggio cardiaco, un anziano che mentre faceva una passeggiata con la moglie ha sbattuto la testa a causa del marciapiede dissestato. Altro episodio a Palermo dove i vigili del fuoco hanno liberato un automobilista rimasto incastrato nell'auto che si era capovolto. Un bus sul quale viaggiavano turisti ha preso fuoco stamattina nei pressi di via Battello alla Scogliera di Catania. Il conducente, accortosi del fumo che fuoriusciva dalla parte anteriore del mezzo, si è fermato ed ha fatto scendere i passeggeri rimasti illesi e li ha messi al sicuro facendoli allontanare dal mezzo che stava per essere avvolto dalle fiamme. L'immediato intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato il peggio. Resta pesante la situazione delle liste d'attesa in Sicilia, anche se le aziende sanitarie provinciali stanno recuperando molto lentamente l'arretrato. È difficile la gestione negli ospedali, soprattutto per gli interventi programmati. C'è chi aspetta dal 2020. Maglio Viola. Va a rilento il recupero delle liste d'attesa in sanità dopo il lungo blocco dovuto al Covid. Nonostante le aziende sanitarie mostrino orgogliose i numeri degli esami clinici e delle visite evasi, la situazione resta problematica soprattutto in Sicilia. È Messina, la città della regione dalle attese più lunghe, dove per un esame diagnostico si possono impiegare da 9 mesi a un anno. 9 mesi di attesa anche nel catanese, mentre nel palermitano non si riesce a scendere sotto i 6 mesi. Sono tempi medi perché per conteggiare le liste d'attesa non bisogna tenere in conto soltanto i poliambulatori delle ASP, ma ci sono anche gli ospedali dove la situazione è maggiormente drammatica. Quella peggiore è in pediatria. Ci sono bambini che attendono da più di 2 anni la chiamata dell'ospedale di Cristina di Palermo per un semplice intervento di ernia. Adulti in attesa al civico dal 2020 per l'asportazione di un tumore benigno alla prostata. Pazienti che da 3 anni devono eseguire un'operazione alle tonsille a Villa Sofia Cervello o un intervento alla colonna vertebrale più delicato al Policlinico Paolo Giaccone. La prossima
prossima settimana la Regione metterà in campo il suo piano e darà indicazioni precise alle 27 aziende sanitarie fra provinciali e ospedaliere. Primo tema, lo sblocco della mobilità del personale. Seconda cosa da fare, lo sblocco degli straordinari per consentire l'uso per almeno 12 ore al giorno di sofisticate apparecchiature diagnostiche che attualmente eseguono soltanto 3 o 4 esami al giorno al massimo. Ma il vero tema sono gli interventi programmati per i quali non si vede ancora all'orizzonte lo straccio di un'idea che possa essere risolutiva. Il ministro della Salute Schillaci ha confermato che da ottobre saranno disponibili nuovi vaccini anti-Covid. Intanto arrivano i suggerimenti per i più fragili che dovranno essere vaccinati per prima. Marco Carli. Da un lato i casi che aumentano di numero con la variante Eris che cresce, la situazione che, ripetono gli esperti, non è ai livelli della soglia d'allarme. Dall'altro le dichiarazioni di Schillaci, il vaccino anti-Covid aggiornato che verrà offerto gratuitamente a tutti i cittadini che vogliano sottoporsi alla somministrazione e non soltanto alle categorie indicate nell'ultima circolare del Ministero della Salute, ovvero over 60, soggetti fragili, donne incinte ed operatori sanitari. I nuovi vaccini arriveranno entro 2 settimane e la campagna vaccinale anti-Covid e anti-influenzale partirà dagli inizi di ottobre. Il vaccino sarà disponibile gratuitamente per tutti, ma la cosa più importante, direi io, è quella di far vaccinare al più presto possibile le persone più anziane, ovvero quelle che hanno più di 80 anni e quelle che stanno nelle case di riposo. Queste persone devono avere la massima priorità. Nel frattempo però ci sono delle indicazioni e delle precauzioni, soprattutto per le fasce più deboli. Il consiglio che do io è quello di non fare terrorismo, quindi tutte le persone giovani, forti, possono continuare a fare la loro vita tranquillamente. Al contrario, le persone più anziane, più fragili, più avanti con l'età o con altre patologie, con comorbidità, è bene che indossino la mascherina FFP2 quando sono nei mezzi pubblici o sono nei luoghi affollati, soprattutto se sono luoghi angusti. Poi è anche molto importante che tutte le persone che hanno segni e sintomi di influenza non vadano in giro, che facciano il tampone o qualora dovessero andare in giro è giusto che indossino la mascherina FFP2 per evitare di contagiare altre persone. A San Giovanni Licuti una mareggiata ha distrutto la scaletta che permette ai bagnanti e ai disabili di scendere in acqua. Il comune ha deciso di non ripararla perché costa troppo, 20.000 euro. E siamo a fine stagione. I bagnanti subiscono e affollano lo stesso la spiaggetta nera. Eva Spampinato. Noi abbiamo l'accesso a mare perché qua sotto nella spiaggetta c'è un varco dove si può andare direttamente a mare. Certo, era una comodità soprattutto per i disabili, perché lo scopo principale di questa passerella era stata fatta per i disabili. Purtroppo loro non ne possono più usufruire, quindi ormai fine settembre quasi non la rifaranno più. Non importa se la passerella non verrà più ricostruita per quest'anno, l'importante è avere il mare e un luogo attrezzato dove poter trascorrere le giornate calde, anzi caldissime e assolate che regala settembre. I bagnanti comprendono la scelta dell'amministrazione comunale catanese di non riparare la scaletta che permette l'accesso in acqua qui a San Giovanni Licuti e che è stata distrutta da una recente mareggiata. Vabbè, giustamente, poi siamo a fine stagione, tutti i lidi stanno chiudendo, di conseguenza spendere questi soldi si possono utilizzare in una maniera migliore, anche perché appunto chi ama il mare la possibilità di scendere in acqua la trova. Una spesa troppo elevata, occorrono oltre 20.000 euro per ripristinare una scaletta danneggiata. Il comune non vuole rischiare di impiegare risorse pubbliche per un periodo breve, siamo a fine stagione e con il rischio meteo che incombe. A breve comincerà lo smontaggio della scaletta e poi di entrambe le strutture, quella di San Giovanni Licuti e quella di Piazza Sciascia, già chiusa. Intanto la spiaggetta nera più amata dai catanesi non soffre di solitudine, complice il gran caldo di questi giorni, e se non c'è la discesa a mare ci si accontenta di questo varco tra le rocce. Stefano Cirillo è il nuovo segretario della DC in Sicilia. A formalizzare l'incarico i 600 delegati del primo congresso regionale del partito a Palermo, con la relazione introduttiva del segretario nazionale Totò Cuffaro. Per la presidenza della DC è stato scelto l'ex deputato regionale Carmelo Pullarà. Catania, le nuove trovate per aggirare il fisco. Riceve una multa per un'auto di lusso che non possiede, ma che risulta intestata a suo nome. Dentista catanese scopre la truffa e sporge denuncia. Luca Ciliberti. A
Catania capita che un dentista si ritrovi proprietario di una fuoriserie a sua insaputa e che lo scopra solo quando le forze dell'ordine gli recapitano a casa una multa per infrazione stradale. Già, perché la nuova frontiera dei truffatori, per evitare la ghigliottina dei controlli incrociati tra agenzie delle entrate e redditi effettivi di nulla tenenti o prestanome, adesso passa per il benestante intestatario inconsapevole. Il gioco è semplice: si cerca un soggetto che per professione risulti già con un reddito alto e dichiarato al fisco, ovvero un cittadino che non dia nell'occhio a un eventuale controllo incrociato da parte dell'Agenzia delle Entrate. A quel punto, con un concessionario o qualche funzionario compiacente del pubblico registro automobilistico, gli si intesta l'auto e la truffa è servita. La variabile che ha scoperchiato il vaso è stata, in questo caso, la curiosità dell'ignaro truffato di volerci capire qualcosa. E così il dentista multato, facendo una visura, ha scoperto di possedere solo, virtualmente, una sgargiante Maserati che lui non ha mai acquistato. L'uomo ha denunciato tutto e adesso la magistratura è al lavoro per individuare i responsabili della truffa, visto che per l'immatricolazione di un'auto è necessaria la sottoscrizione, oltre che la volontà del soggetto interessato. Una breve pausa, tra poco il calcio. Bentornati, siamo al calcio, altra vittoria per il Palermo che batte l'Ascoli fuori casa per 1-0 grazie al gol di Mancuso al 92esimo. Rosanero secondi in classifica, Marco Gullà. La vittoria arriva al 92esimo quando il pareggio sembrava ormai scritto e invece il Palermo continua a vincere, sbanca Ascoli con il risultato di 1-0 e colleziona il terzo successo consecutivo di Mancuso. La rete della vittoria sui bianconeri in mischia arriva alla zampata dell'attaccante rosanero entrato in campo al 66esimo e al suo primo gol con la maglia dei siciliani. Per i rosa è stata una vittoria molto complicata e sofferta, dietro non ci sono stati tanti rischi ma in attacco sono mancate delle manovre offensive pulite. L'occasione c'è stata nel primo tempo con un colpo di testa di Aurelio che è stato parato da Viviano. Nell'Ascoli ci ha invece provato Rodriguez, sempre di testa, ma non ha trovato la porta di poco. Poi l'episodio del rigore tolto dal VAR. Il Palermo ha fraseggiato molto, non trovando però tantissimi spazi. Brunori è servito poco e non riesce a incidere. Poi 3 cambi di Corini hanno dato maggiore frizzantezza alla squadra e Brunori è andato vicinissimo al gol. L'Ascoli si affida all'ex Nestorowski che però non riesce mai a tirare in porta e allora quando sembrava ormai finita ci ha pensato Leonardo Mancuso a segnare, abile a sfruttare la spizzata di Ceccaroni su corner e con una zampata a battere Viviano. Festeggia il Palermo e gli oltre 500 tifosi rosanero sugli spalti. Una vittoria d'oro che permette al Palermo di arrivare al secondo posto in classifica con una gara in meno. E domani al Massimino arriva il Picerno e il Catania cercherà di conquistare i primi punti in campionato. Intanto la società potrebbe tornare sul mercato. Marco Palermo ha chiesto la rescissione. Marco Carli. Ancora pienone, ancora effetto Massimino per il match con il Picerno. Catania, che ha una quota abbonamenti da Serie A, vuole spingere i rossazzurri italiani che provano a conquistare la prima vittoria stagionale. Dopo l'esordio non positivo in termini di risultato con il Crotone, gli etnei hanno saltato la gara col Brindisi e tornano in campo a 16 giorni dall'esordio assoluto. Assenti Lorenzini per squalifica, Rapisarda, Popovic infortunati, insieme a Dubickas che rientrerà con il Monopoli. In rampa di lancio Silvestri in difesa e sono pronti a dare il loro contributo anche gli altri 2 nuovi acquisti, Buà e Deli. Intanto è scoppiata la grana Marco Palermo. È venuto e ha chiesto di andare in un'altra parte a giocare e quindi stiamo parlando per la sua risoluzione del contratto. La Neri ha anche evidenziato quelle che saranno le prossime mosse. Come sapete noi vogliamo sempre 2 giocatori per ruolo. Per cui dovreste prendere un altro centrocampista in caso. Sì. Intanto, alla vigilia del match ha parlato Tabiani, voglioso, come tutta la squadra, di conquistare i 3 punti. Quando nella volta scorsa abbiamo parlato della ricerca della perfezione, penso che dobbiamo cercare di arrivare a quella per poi ottenere il risultato. Se dobbiamo riuscire a limare qualche errore che abbiamo fatto la volta scorsa, sicuramente avremo l'opportunità di fare i 3 punti. E per stasera ci fermiamo, grazie per l'attenzione e buona serata.